Allora, rieccoci, torniamo a guardare, guardiamo le slide, cerchiamo di concentrarci su altre cose perché noi intanto fuori onda stavamo parlando degli aumenti e sono spaventosi. Allora, per avere diritto al cambio, quando parliamo di, torniamo sugli abbigliamenti un attimo, sulla slide 1, perché ci sono alcuni suggerimenti che è bene memorizzare, tante volte si dimenticano. Allora, non staccare l'etichetta, non lavare il capo, altra cosa importante, fotocopiare lo scontrino, questo benedetto scontrino bisogna tenerselo, ed è un problema. Allora, lo scontrino, scusami Elena, lo scontrino è fatto con un inchiostro che si smarrisce col tempo. Abbiamo visto anche quello delle farmacie, mamma mia. Abbiamo visto le farmacie. Allora, è nata questa cosa, l'ho fatta anche anni fa, questo vademecum, chiamiamolo così, perché nei CAF, no? Sì, sì. Arrivano gli scontrini della farmacia illeggibili, perché dopo un anno, se tu da gennaio lo porti l'anno dopo, fate conto cosa sarà quello scontrino. Allora, l'importante, come ho detto, non lavare i capi, cioè anche questo, cioè se mi compro un cashmere e lo lavo, no? Non dovrebbe andare, ma se mi compro un maglione di lana delicato, ma neanche di tanti soldi, al primo lavaggio qualcosa cambia, si perde. Ecco, queste tre cose ti danno la possibilità di sostituire il bene, sostituire. Molti negozianti invece ti danno il buono. Ecco, quindi buono non lo scelgo. Sono un esercente e anche se capisco che bisognerebbe spendere ai saldi, ditemi che cosa faccio nei prossimi 20 giorni. È comprensibile, però ci sono persone che non resistono fino ad arrivare fino ai saldi, ci sono persone che hanno disponibilità economica e possono permettersi di comprare anche prima, per cui quello che dicevamo un po' fuori onda, no? Non tutti sono con l'acqua alla gola, c'è chi può, per fortuna. Io se posso dare un messaggio anche di speranza all'esercente, dico che ultimamente abbiamo notato come associazione consumatori, abbiamo fatto uno studio ma anni fa, 2 o 3 anni fa, che poi quest'anno forse non è stato fatto, però penso che sarà oggetto del nostro studio, no? Il fenomeno saldi, no? Che anni fa era proprio in crescita esponenziale, ha cominciato, diciamo, ad abbassare la sua forza, perché probabilmente negli anni pre-Covid o negli anni, diciamo, prima del 2018 c'era una tendenza anche da parte c'era, come dire, una media di consumatori che aspettava i saldi ma che aveva anche disponibilità economica. Adesso o ce l'hai o non ce l'hai proprio. E quindi anche saldo o non saldo non puoi spendere. 100 euro, spenderne 1000, certo. se la forbice si è allargata fra ricchi e poveri, sappiamo che non c'è più quel ceto medio che insisteva sui saldi perché non aveva 1000 ma aveva 300-400 disponibili quindi né prima né dopo. Sì, ma anche perché c'è chi ha i soldi in genere preferisce andare e scegliere il capo e preferisce sceglierlo, diciamo, con le condizioni giuste e che non sia proprio rimanenze di magazzino o qualcosa del genere. Certo. Passiamo subito agli elettrodomestici, ai prodotti tecnologici, abbiamo visto già prima la slide. Primo problema, malfunzionamento, diritto alla sostituzione del bene, anche qui c'è diritto a un... Certo, allora il codice del consumo parla chiaro su questo. Se il difetto è di conformità, se non funziona subito, vuol dire che c'è un difetto di conformità. Questo difetto di conformità, sempre conservando lo scontrino, sempre mantenere la confezione integra, cioè prendo non so, il ferro da stiro, no? Sta in uno scatolo quel ferro da stiro, teniamoci anche la confezione, perché non posso andare al negoziato e togliere il ferro da stiro senza neanche la sua confezione integra. Certo. Anche perché nella confezione oggi come oggi dappertutto, prendo i telefonini o qualcos'altro, ci sono i codici a barre, per cui non si può scappare da quella situazione. E quindi il prodotto, che sia tecnologico o che sia un elettrodomestico normale, penso quando arriverà, adesso incominceranno, verso il 15-20 cominceranno quelli che vanno a fare le spese dei frighi, congelatori, eccetera, e magari quando si accorgono subito che non funziona e devono restituirlo, diventa tutto più difficile e faticoso. Ricordate che per gli elettrodomestici il venditore
è responsabile del difetto di conformità, non la casa, cioè non la marca, è il venditore il tuo referente, tu vai da lui, poi dopo si occuperà lui di portare l'elettrodomestico, questo è importante, cioè, capito, consegnarlo e riconsegnarlo, quello nuovo o il bene già sostituito, ecco. Che non andiamo a cercare sempre, se si tratta del telefonino, il venditore sa come si smarca? Dicendo vai all'Apple, alla Samsung, qua, là, ma lo fanno anche con gli elettrodomestici. Lo fanno anche con gli elettrodomestici, e questo non è una prassi regolare, diciamo, da consumatore. Allora, acquisti problematici, va bene, continuiamo quali possono essere. Ecco. Sì, qua va accennato, infatti, effettivamente gli elettrodomestici fanno pagare doppia garanzia, la garanzia aggiuntiva, suppletiva, eccetera, ma c'è una garanzia legale? La garanzia aggiuntiva è nata come tutela e l'abbiamo anche promossa per un certo periodo, perché la garanzia aggiuntiva dava la possibilità, diciamo, di quando non c'era, e io qua adesso mi beccherò qualche rampogna dai grandi produttori, quando ancora non esisteva l'obsolescenza programmata, che poi dopo potremmo anche parlare, cioè di elettrodomestici o di tecnologia, eccetera, che a un certo punto basta, non funziona più. Ecco, in questo caso io penso che la garanzia aggiuntiva, che è di 2 anni, ricordo, di 2 anni per gli acquisti fatti non da partite IVA, ma fatta da persone private, vale 2 anni normalmente per tutti, per cui se uno vi dice 1 anno, se uno vi dice così, no, sono 2 anni. Quella aggiuntiva dei 3 anni in più che fanno, io penso che sia in questo momento anche ancora appetibile da un certo punto di vista, ma sotto un altro punto di vista leggetevi bene le clausole contrattuali, perché nelle clausole contrattuali, le famose, i papiri famosi, 17 pagine scritti con Arial 0,00, non riusciamo poi ad ottenere soddisfazione nel momento in cui c'è l'inevitabile guasto, l'inevitabile dichiarazione di non conformità dello strumento che abbiamo. Perfetto, altro messaggio: forse fare un Natale più umano e meno consumistico ci permetterà di capire i veri valori del Natale. Io da piccolo ricevevo i soldatini e non di certo l'iPhone ultimo modello. È vero che c'erano regali più moderati una volta, comunque più modesti, però i tempi sono cambiati. Questo signore, io alcuni li ringrazio e altri mi mettono in grave difficoltà, perché l'osservazione del signore, forse ha visto i miei capelli bianchi e la mia età, ha detto questo la penserà come me. È vero, signore, purtroppo però adesso come ogni epoca sono cambiati anche gli strumenti. Ed è cambiata anche, certamente, oltre agli strumenti, è cambiata la filosofia di quello che possediamo e di quello che vorremmo possedere. Ma siamo anche bersagliati da tante Perché questo? Sì. Brava Elena, perché ci sono 2 motivazioni forti. Una sicuramente è il marketing aggressivo, che ormai è diventato anche attraverso i social, sta diventando virale in tutti i sensi, cioè noi dalla mattina alla sera siamo bombardati, anche se andiamo sul social normale, da pubblicità che ci propongono varie soluzioni. Oggetti di desiderio possibili. Oggetti del desiderio. Chiaramente alla mia età c'era il libro di fiabe, il soldatino di piombo, ma poi c'era anche qualcuno che si spingeva più in là e diceva: guarda, io vorrei quasi quasi la pistola di Ringo, quella là con la cannuccia, quella che sparava la balletta rossa. Mi piace pensare che i giovani di oggi forse devono cominciare anche a rendersi conto che in questo momento bisogna che parta da loro anche una destrutturazione di quelli che sono i bisogni. Chiaro. I bisogni oggi sono diversi, lo capisco, però molte volte questi bisogni diversi coincidono anche
con il superfluo. Posso dirlo questo senza che qualcuno si offenda? Insomma, se uno ha un iPhone se che funziona, io ho va già bene quello, un telefonino che funziona bene, no? Chiaro, non è e io necessario andare porto a sempre questo esempio, ed è 4G. Il 5G, no? Per un ragazzo di oggi è indispensabile, e invece non è vero niente, perché, ripeto, le tecnologie vanno bene, benissimo per tutti, però io so che adesso eravamo partiti dai maggiorenni e adesso un ragazzo di 8 anni già col telefonino vuole il 5G. Cosa ti serve il 5G? Me lo spiegheranno i posteri, quelli esatto. Dopo, quando loro arriveranno a 18 anni, mi spiegheranno perché a 8 anni avevano il 5G. Allora, per comprare tutte queste belle cose, tante volte molti fanno ricorso a prestiti, quindi andiamo alla slide del credito al consumo. E 4, e veniamo a bomba. Perché si fanno questi tipi di acquisti? Perché da 8-10 anni a questa parte, io sono già 15 anni che faccio questo mestiere, no? Mi confronto con l'agevolazione nel pagamento. Prima, certo, se non avevi i soldini, il papà non ti comprava manco il libro di fiabe. Oggi col credito al consumo, e siamo a bomba qua, tutti gli acquisti che si fanno, che sia la tecnologia, che sia gli acquisti tecnologici, che siano anche gli alimentari, attenzione ragazzi, perché non stiamo parlando solo di beni di seconda necessità, ma anche di beni primari. Certo. E di prima necessità non si parla solo di alimentari, si parla anche i vestiti essenziali, si parla delle scarpe, cioè di avere un paio di scarpe calde, infatti, eccetera. Esatto, infatti adesso abbiamo la pubblicità che incombe, ma ci sono, leggendo, prestiti finalizzati, quindi per l'acquisto di quel bene, di quel servizio, certo, c'è il finanziamento. Ci sono i prestiti personali, cioè io ho bisogno di 5.000 euro, 1.000 euro, quello che è, sono soldi, la cessione del quinto dello stipendio, della pensione è un altro aspetto, oppure l'apertura di credito rotativo, carte revolving. La morte del consumatore, la morte del consumatore, la carta revolving e la morte del consumatore. Allora, ce l'hanno messa le banche e noi l'abbiamo presa. Per spiegare di che cosa si tratta andiamo in pubblicità, cioè ci ritroviamo dopo la pubblicità, quindi restate con noi tra poco.